canale che ci segue da casa, dal canale 511 di Sky, da Radio Club 103 e dai siti cortineincontra.it, tg1.rai.it e tgcom.it. L'ospite tanto atteso di questa sera ha compiuto da poco 50 anni, ma adora ancora volare come Peter Pan, inseguendo il senso della vita che gli ha dato tanto, ma che non gli ha risparmiato ostacoli e non sempre rivelati. E intanto chiamo sul palco Fred, il nostro vignettista. Ieri sera ci ha fatto un pre-show e lui, Paolo Bonolis. Buonasera a tutti, accompagnato dalla polizia, non vi fidate. Bene, buona serata, buon ascolto e buon divertimento. Grazie signora. Caro Paolo, caro Marino, per motivi che mi sfuggono la sala è gremita. Piove. Allora, come mi è accaduto ieri sera, anche questa sera ho un problema, anzi sono tre che mi fanno velo. E sono l'amicizia che ho nei tuoi confronti, la simpatia che ho nei tuoi confronti e la stima che ho nei tuoi confronti. Sono tre sentimenti da cui non usciamo. O tu mi fai qualche cattiveria sul palco, O ci baciamo. o questa intervista viene malissimo. E una cosa la devo dire, ed è l'ultima cosa melenza della serata, perché so che a Paolo queste cose non piacciono. Quando alcuni mesi fa gli ho chiesto: Paolo, c'è un solo motivo per cui tu vorresti passare con me una serata a Cortina Incontro sul palco, a dialogare, a richiudere almeno davanti ad alcune centinaia di persone? Paolo mi ha detto: sì, perché ti voglio bene. E adesso lo sanno tutti. Cominciamo dall'anagrafico. Tu nasci, ormai l'ha detto anche io, nel 61 perché? Ma credo perché mio padre e mia madre si diedero da fare nel 60, già che nacque in quel di giugno. Ora, se mia madre non ha la gestazione di un fringuello, ma quella normale di un essere umano, ci ha messo 9 mesi, quindi credo che verso settembre-ottobre, insomma, hanno passato una bella serata. Direi alla fine delle Olimpiadi. Ti risulta? Sì, non so che specialità facesse papà, però sinceramente. Allora, tu hai 5 figli, di cui 2 di vecchio conio, come si dice tu? Sì. 3 figli dell'euro praticamente, e lasciamelo dire, quella di prima era la penultima cosa melenza. Si dice sempre che dietro a un grande uomo c'è una grande donna. Tu sei un grandissimo uomo perché c'è una grandissima donna, che è Sonia. È sempre strano quando si afferma che dietro un grande uomo c'è una grande donna. Innanzitutto va verificata la grandezza dell'uomo, ma poi credo che qualunque grandezza la si viva a fianco, non dietro e né di traverso. Insomma, una donna come un uomo accanto ad una donna importante è importante nel momento in cui sta a stargli a fianco, dietro non serve a niente. Tu sei nato il 14 giugno, è il giorno del compleanno di Che Guevara, di Guccini, di Boy George, di Paolo Bonolis. Dov'è l'errore? Beh, diciamo che abbiamo un delta ampio di vedute a disposizione in questo quartetto d'orchi. C'è di tutto, insomma, c'è la parte un po' bizzarra che è quella di Boy George, c'è la parte, come dire, avventurosa, orgogliosa che è quella del C'è. E poi chi era l'altro? Francesco Guccini. E Francesco Guccini, e c'è la parte poetica e armoniosa e guerrigliera di Francesco Guccini. E io da parte mia ci metto ben poco, se non il rispetto nei confronti di questi tre personaggi. E dovrei avvertirti che su questa sedia, ieri, come sai benissimo, sedeva Fabrizio Frizz. No, era su quello. No, ma abbiamo girato le poltrone, io sicuro che era questo. Lo teme come la Sara,
che lì c'è una Steinway and Sons, che è un pianoforte che è a tua disposizione naturalmente, se quando vuoi volete, fare fra Martino, Campanaro, non lo so fare, pensate. Condittori. Io non so suonare il citofono, non so suonare niente, ho veramente problemi con la musica. Mia mamma insegnava pianoforte, ma io non sono in grado di suonare niente, non so suonare, non sono capace. Hai preso da papà? Hai preso da papà? Ho preso da papà sicuramente, anche papà era abbastanza impedito questa cosa. Senti, io ho un amico che mi sta molto vicino, che quando fa le interviste sostituisce le domande con le fotografie, sai quelle cose bizzarre che Fa serire. No, cose bizzarre, stravaganti ma non brevettate. Io ti voglio far vedere questa sequenza di 6 fotografie contemporanee. Il primo contributo che abbiamo, no, non è questa, c'è una sequenza che si chiama RVMA, se non ricordo male, poi parleremo anche di questo signore con la barba. Baldo? Baldo in una foto Prima recente. del trucco. Ecco, guarda queste foto. C'è Yuri Gagarin, che puoi guardare anche davanti a te così. C'è il giuramento di John Fitzgerald Kennedy. C'è un gruppo di 4 ragazzi, erano già i Beatles, ma non c'era ancora Ringo Starr perché come vedi alla batteria c'è Pete Best. C'è Bob Dylan, c'è il logo, come si chiamerebbe oggi, del secondo canale, e c'è niente meno che una premiazione del Festival di Sanremo. Sai che anno era quello? 61. Vedi che il 61 è un anno importante, perché sono accadute queste 6 e anche una settima cosa che abbiamo appena citato grazie alla buona volontà dei tuoi genitori. In quali di queste cose che adesso riappariranno anche sul nostro monitor, come dire, ti riconosci di più? Ma è difficile riconoscersi. Gagarin è stato il primo uomo. Sì, no, le so tutte, tranquillo. Kennedy è durato 2 anni e mezzo, eccetera, eccetera, eccetera. Quelli sono Tajoli e Betty Curtis, che vinsero con Al di là del bene più prezioso, ci sei tu, parola di Mogol. Soprattutto lui metteva le vocali in quegli anni. E guarda, Yuri Gagarin è un personaggio affascinante nel senso che ha interpretato alla sua età in quegli anni quello che io da piccolino avrei sempre voluto fare, cioè l'esploratore. Mi piaceva l'idea di esplorare. Io non so quanti abbiano la mia età, magari un pochettino di più, ma insomma erano gli anni in cui alla TV dei ragazzi facevano vedere le avventure della Calypso, Jacques Cousteau, questa sera la Calypso e nei mari del sud, e io ero affascinato da questo mondo bellissimo di gente che se ne andava in giro per il mondo a vedere come fosse fatto, e l'idea dell'esplorazione, l'idea del viaggio mi ha sempre pervaso, e l'ho fatto anche con lunghi tratti, anche grazie ai miei genitori che mi hanno sempre spinto a viaggiare, e cerco di ricominciare a farlo a breve, ora che i nostri figli più piccolini insomma stanno cominciando a crescere, vorrei cominciare anche a portarli in giro per, se riesco, infettarli con questo sogno del viaggio. E Yuri Gagarin ha fatto il viaggio di viaggi, in quanto si è allontanato da casa madre ed è andato verso quella che tutti i poeti cantavano, insomma è andato verso la Luna, ha provato a raggiungerla, sì, soprattutto è tornato, perché non tutti tornavano. Esatto. Un altro viaggio affascinante che comunque coltiva sempre l'anelito del sogno è quello che ha portato Kennedy, con il suo atteggiamento democratico nei confronti insomma, di una politica americana che nella tensione repubblicana vedeva permeati gli ambienti più forti e più ostili dell'economia e della politica fino a quegli anni. I Beatles hanno stravolto completamente la musica e quindi mi affascina l'idea di persone che hanno cercato in qualche maniera di cambiare, di spostare il confine dove era posto in quegli anni. Questo è un esordio al Cameron. Elvis già aveva fatto molto, ma loro hanno portato in Inghilterra quel grande movimento di cambiamento che ha portato Elvis Presley, Elvis in the Memphis, negli Stati Uniti. Bob Dylan invece portava i prodromi di quella che sarebbe stata la controcultura, insomma quello che poi nel 68 con Janis Joplin e tutti quanti gli altri sarebbe diventato. Rai 2 era il nuovo canale della Rai, quindi c'era una grande novità. A Sanremo ci sono arrivato successivamente per buona sorte, quindi insomma in quegli anni si riscontrano tante piccole facce dello stesso prisma che spero in qualche modo mi continuino ad appartenere anche negli anni che verranno. Insomma mi piacerebbe non perdere l'entusiasmo, mi piacerebbe continuare a voler cercare, a voler andare a zonzo e chissà incontrare chi. In quale diapositiva affondi? Di più di queste? No, una di queste, quella che ti entusiasma di più, forse quella televisiva. No, sì, credo Gagarin perché il viaggio lo si può interpretare in tante maniere, insomma io credo che l'uomo nasce nomade, poi la cultura ci impone la stanzialità, quindi poi diventiamo tutti con un po' di piaghe da recupito nell'anima, non ci muoviamo più, pensiamo che internet ci possa portare dappertutto, in realtà non ci porta da nessuna parte, insomma se le cose non le conosciamo con i 5 sensi in realtà non le abbiamo conosciute affatto.
E un personaggio come Gagarin, come tanti altri che lo hanno preceduto e che lo hanno seguito, sono quei personaggi che mi piacerebbe anche i miei figli potessero avere come punto di riferimento per provare a impostare la loro vita. Il viaggio è ciò che ti apre maggiormente, è ciò che ti porta a cambiare, ciò che permette alle tue potenzialità di diventare qualcosa di concreto. Senti, hai parlato di internet, forse per amor di suffisso. Lascia perdere. Sai che internet ti ha fatto morire nel 2008? In che senso? Nel 2008 ogni tanto, sai, accade che via internet fanno decedere anticipatamente qualcuno portando di fortuna, tu invece sei qui, stai bene, sì. Sì, non lo so, magari sono solamente un sito. Non lo so, no, io sono ancora vivo, ma davvero mi hanno fatto morire nel 2008? Sei talmente vivo che io ho fatto un conto per difetto, sulle mani, prego, e tu hai fatto almeno una cinquantina di trasmissioni, pur essendo così giovane. Pur essendo morto. Pur essendo così, no, ne hai già fatte comunque almeno 45. Fate parecchi, sì. Allora, prima è apparsa la fotografia di un signore che è nato 202 anni fa, che si chiama Charles Darwin. Ecco, come ti viene in mente, al culmine oltretutto di una carriera straordinaria, perché bell'uomo, di dedicare, è dietro di te, ma adesso apparirà anche davanti a incombe su di noi, di dedicare il titolo di una trasmissione a questo signore? Perché il gioco divertente dell'evoluzione, del comportamento umano mi ha sempre attratto. E peraltro il comportamento umano, secondo me e secondo Stefano Magnaghi, che è l'altro psicopatico col quale abbiamo scritto questa trasmissione, perché gli autori sono selezionati con molta severità. Noi guardiamo, noi generalmente quando dobbiamo scegliere un autore guardiamo, mettiamo una persona di qua, una persona di là, guardando dentro le orecchie, se le due persone riescono a vedersi lo prendiamo. Abbiamo scritto questa trasmissione perché ci divertiva l'idea che la cultura, io vado e vengo, forse nel 2008 avevano ragione. Sul microfono sicuramente sì, ma vedrai che migliorerà. Ok, io ti dicevo, con Stefano Magnaghi abbiamo sempre pensato che la cultura determinasse molto dei cambiamenti e dei comportamenti umani. Tra quelli che maggiormente ci colpiva era quello che veniva condizionato dalla volontà di dicotomizzare l'esistenza, cioè mettere da parte del potere da una parte gli uni e dall'altra parte gli altri. Il potere, insomma, diciamo nella Virgine dell'Impera, cerca sempre di creare il diverso, cerca sempre di creare il nemico per metterti paura e per poi offrirti i suoi servigi di protezione. E questo la cultura lo ha sempre fatto. E a noi attirava questo concetto perché ci disturbava molto. Allora abbiamo voluto immaginare situazioni dicotomiche, banalissime o importantissime. Siamo stati i primi che hanno fatto etero contro gay in televisione, che è una cosa che non si poteva nemmeno immaginare. Abbiamo fatto bianchi contro neri, abbiamo fatto atei contro credenti, come abbiamo fatto ciccioni contro magri, come abbiamo fatto belle contro brutte, mazzo, erano brutte e brutte. Abbiamo fatto parecchie trasmissioni. Il cast l'ha fatto Sonia. Mia moglie ha fatto per tantissimi anni il cast, lei è... ecco. No, mi è apparso, mi ha preso un colpo, ho visto Laurenti che fa la famosa, non so se guarda, può essere utile, sai, scusa se ti interrompo, perché Darwin ha ipotizzato l'evoluzione della specie e lui sostiene che tutti i primati discendono da un unico padre. Io mi dissocio, da chi discende Laurenti? No, lui è una fase di stallo dell'evoluzione. C'è un momento in cui tutto si è fermato ed è per Masco, ecco, lo abbiamo voluto rappresentare. E non è la sola foto che abbiamo di Laurenti, perché ce n'è una in cui spero sia rappresentato. Guarda, immaginavo però qui ha la mutanda comunque. sì. Ce n'è una che è ancora peggio di questa, che è la foto successiva. Cosa hai provato? Beh, tu lo capisci, dopo che la mutanda non potevo più esimermi da volerti bene. Quindi è normale. Ma questo lo Sanremo. A Sanremo ci siamo baciati. Guarda, Laurenti non merita una situazione, come dire, statica. Vediamolo in movimento, in questo contributo, come dite voi conduttori che sapete parlare. Effettivamente è un anello di congiunzione non trascurabile. Queste voi le studiate notte tempo, lo vedete dall'altro telefono. Queste sono le fesserie con le quali aprivamo la quinta edizione di Ciao Davi. Questa puntata, se non sbaglio, era Oriente contro l'Occidente.
Lui cammina così anche perché ha un'orchidea devastante, non lo so. Cioè, Darwin si rivolta nella foto. No, Darwin era un uomo intelligente e credo che avesse perfettamente chiaro che ciao Darwin altro non è che un Ecco, anche tu sei un uomo intelligente. sono tutte fesserie che servono a far sorridere, è un carnevale dell'anima ciao Darwin, è un'occasione di televisione totalmente disimpegnata che ha un unico pregio secondo me, quello di dichiararsi come tale fin dall'inizio, mentre c'è molta televisione impegnata, travestita da disimpegnata, che è molto pericolosa. Se ti dichiari dall'inizio non fai nessun danno, in quanto ti dichiari cialtrone in partenza, e quello che si vuole fare è esclusivamente divertirsi usando tutti i meccanismi, tutte le stregonerie del divertimento, dalla battuta allo slapstick, quindi dalla caduta al palo in faccia, ai concorrenti più stravaganti che si divertono a giocare con noi, e al contempo, grazie a questo divertimento, spesso, come vi dicevo prima, etero contro gay, eccetera, uno si rende conto che queste differenze sono artificiali, sono volute, sono culturali, in realtà non esistono. Quando poi ti rendi conto che omosessuali e eterosessuali che hanno avuto in quegli anni, era se non sbaglio la prima o la seconda edizione di Ciao Darwin, grandissima difficoltà a partecipare, avevano paura, tutta la redazione, mia moglie e tutti gli altri che hanno lavorato per cercare di portare 50 omosessuali in televisione, è stato difficilissimo perché non volevano farlo, avevano paura, volevano stare nascosti. Poi invece sono venuti piano piano e si sono resi conto tutti, loro, gli etero, il pubblico che guardava, che questa differenza, questa ansia di provare a incontrare qualcosa non di diverso a prescindere, ma solo di diverso da noi, quindi anche noi diversi da loro, era una pura baggianata, giocavano insieme, ridevano insieme e non c'è alcun pericolo nella diversità. Semmai c'è una grande opportunità per diventare un po' migliori, se fosse mai possibile. Laurenti non appare da ieri, non è capito, comunque sul ho trovato anche un paio di foto. 20 anni. Io credo che questa foto che adesso vediamo risalga più o meno una ventina d'anni fa, la trasmissione si chiama Urca, sì. Urca come eravate giovani, credo che ce ne sia anche un'altra. Io mi ricordo feci un provino perché in quegli anni mi avevano proposto questa trasmissione e mi piaceva l'idea, io ero proprio giovane, ecco, uno è Leo Valli che era in grado di imitare e mimare qualunque cosa, però faceva delle domande strane, insomma, una volta provò a mimare il Parco Nazionale degli Abruzzi, faceva molto ridere questa cosa, e lei invece si chiamava un comico bravo, una ragazza di Milano, vabbè, insomma, fatto sta che facevo questo provino e stavo cercando uno che cantasse e che suonasse, e ne abbiamo sentiti alcuni, devo dire, vero, questi qua, tutti gagliardi. Arrivò uno che non conoscevo, ed era il maestro Laurenti, entrò... Ma maestro? No, l'ho chiamato... Maestro Dascia, no? No, suona, quindi il maestro di musica, maestro, lui suona, a orecchio ma suona. È entrato su questa busta di plastica e ho detto sì? Salve, sono venuto per il provino di cantante. Mi capirete bene che ci siamo guardati con l'allora autore Dario Viola e ci siamo detti, come famo con questo? Non puoi mortificarlo, per cui ho detto prego, ci faccia sentire. No, mi sarei portato la mia pianola da casa. Dico, prego, la prenda. Malfidato, La prenda, sì, lui è malfidatissimo. La prenda, andò in macchina e tornò con questa pianola così e disse, la monto subito. Mise la pianola, aprì la busta e dentro aveva uno Shanghai di cavi, non finivano mai tutti i colori. Poi lui va in fibrillazione, insomma si tende ad agitare. A un certo punto mise tutti questi cavi e disse se vuole ne canto. Non sarebbe male passare un'ora. Tu già pensavi a Ciao Darwin di 20 anni dopo? No, gli serviva un cantante, non aveva senso questa persona. L'uomo si proponeva bene per Ciao Darwin. E che cosa canta?
Overjoyed, che peraltro è un pezzo di una difficoltà totale. Prego. Overjoyed. Posseduto. Porca miseria, sembrava Linda Blair nell'esorcista. Ma chi è? Allora guardavamo sotto pensandoci forse qualcosa, perché non aveva senso, non era umano. L'ho preso subito, e questa dicotomia tra lui è un essere mitologico, metà uomo, metà citofono, e poi l'ho proseguita nel tempo e insomma ci siamo Hai superata la tentazione di chiederti se ci è o ci fa, perché no, non ci fa, ma non neanche ci è, perché uno dice ci è o ci fa nel senso è scemo, non è scemo per niente, è altrove. sei stato più importante tu per lui o lui per te. Vabbè, non è fattibile questa soluzione, nel senso che ci siamo dati reciprocamente, come in ogni coppia che si rispetta, insomma. Lui ha dato a me, io ho dato a lui mi ha permesso di scrivere e di dire delle cose che altrimenti per il ruolo che dovevo investire non avrei potuto dire, mentre lui lo poteva fare. Cioè lui è il Viagra della tua creatività. Mortifichi un po' il mio fallo, ma sì, Anche questo abbiamo detto. mettiamola così. Mi hai detto prima che a Urca facevate delle domande molto divertenti, tu uscirai a questo palcoscenico, oltre credo che con un grande applauso e con la simpatia e l'affetto depubblicati da parte di tutti, con due oggetti. Uno non te lo anticipo, ma neanche l'altro, però dato che sei in sala, uno dei più grandi, come dire, costruttori di bici che ci sono in Italia, che è Ernesto Cornano. Ciao Ernesto, grazie per essere intervenuto. È una allora, tu dicevi prima che tra le tante domande che facessi... A lei non la sa, le ho raccontato prima, non lo sapevo se era stata bicicletta. Le ho raccontato prima, stavamo mangiando un boccone e gli ho raccontato un aneddoto, perché mi ha detto guarda che forse questa sera parliamo addirittura di Urca. A Urca accadde una cosa, scusi se parlo solo con lei, sembriamo intimi, dico, ma accadde una cosa assurda, perché era una trasmissione un po' bizzarra dove si facevano delle domande variegate, di varia tipologia. Alcune domande erano sotto la voce cultura generale, per cui insomma, poteva essere chiesto di tutto. E io mi ricordo che quella puntata poi fu mandata in onda con la domanda fatta, la risposta data, e io sdraiato per terra per 8 minuti a ridere con le lacrime agli occhi, perché un concorrente, evidentemente brasato dalla sorte, chiese cultura generale, e io gli feci la domanda che era: lo incontrò Mosè sul monte Sinai a Saronni. Io rimasi un attimo scioccato, poi mi sono sentito male, ma non tanto per l'assurdità della risposta, ma per l'immagine che mi colpiva. Perché voi immaginatevi, Cazzarola, Mosè aveva appena parlato con Dio, non con Tizio e Figlio, e scende dalla montagna con le tavole della legge e davanti gli passa questo con la maglia in un premio, con la bici col nago. Esatto, la bici col nago, pensando fosse un premio della montagna il Monte Sinai. E insomma nel quale segniamo la maglia Bois. Sì, ma durante le trasmissioni televisive non è solo la bicicletta, insomma capita spesso che vengano date delle risposte un po' bizzarre. MD, celebre quadro del Goya, la mona desnuda, insomma sono cose che capitano sul serio E che segnano. beh sì, rimani colpito, insomma. Esclusi i presenti, hai detto di Laurenti recuperando per... È per questo che quando poi uno fa una trasmissione come dire molla, allora dice ma santa miseria, ma perché queste cose devono passare lisce? Voi ve lo ricordate il grande Mike Bongiorno, no? Mike Bongiorno,
gli potevi dare qualunque tipo di risposta. Lui diceva, no, quanti erano, attenzione, la domanda, quanti sono i Beatles? 41. No, sbagliato. Un'altra domanda, come sbagliato? Uno che mi dice 41, io lo voglio quantomeno analizzare, capire da che pianeta viene, chi sono i genitori, è stato realmente partorito o è frutto di un prodotto genetico? Cioè, chi è costui? Non può passare così. E allora... È staccato il cadello, non sei capace. Scusate un attimo, me lo rimetto, se no me la fa indosso. C'è Fred che prende nota di tutto. E allora nascono giocoforza quelle cose per cui vai a interrogarti a risposta assurda di chi sia l'interlocutore. Ecco perché magari sono nate delle cose tipo quelle dei fratelli Capone, eccetera, eccetera, che vanno molto su internet, di questi due sciroccati che vabbè. Ma la cosa più drammatica fu una telefonata che non è mai andata in onda cioè non è andata su internet, ma che mi fece ridere tantissimo, era una telefonata di una signora che doveva indovinare quale fosse l'inno nazionale dell'Australia. No, la domanda era difficile, perché chi conosce l'inno nazionale dell'Australia? E c'era sto inno che era tipo... Canguri d'Australia. Canguri d'Australia. Tra poco è tutto finito. Sentiamo questo caspiterino dell'Australia e il concorrente non indovina. Allora la telefonata, pronto? Pronto? Come quando dicono pronto, c'è un po' di male. Pronto? Dico, buonasera sì signora, ha capito di quale paese fosse l'inno? No? Guardi, l'aiuto, perché poi andavamo veloci, quindi dico, l'aiuto è il paese dove vive l'animale con la borsa. Che animale è? Silenzio. Leone? No, il leone cioè il re della foresta. Perché è partita con molti animali, cioè il leopardo, e tutta una serie. Alla fine abbiamo finalmente raggiunto, dopo una decina di minuti, il canguro. Che è un po' il codice fiscale della bestiona. Però la signora diceva il canguro. E questo è quello che dico, bene signora, il canguro. Dove vive il canguro? Ah! In Australia! No! Signora, non in Australia! In Australia! No signora, non è in Australia! Ma come il canguro in Australia? Non gridi signora, non è in Australia! Australia! No, mi segua! Signora, mi segua e si fidi. In Australia vivono gli uomini. Se gli uomini vivono in Australia, le donne dove sono? A casa. Non ti rivendi più dalla cosa del Quasi mi dispiace richiamarti all'ordine, ma... Scusate, mi lascio andare, sono un vecchio lascito. Esclusi i presenti, quali sono le persone e i parenti, quali sono le persone alle quali dal punto di vista televisivo senti di dovere veramente qualcosa? Ma guarda, sì, è ovvio che in questi casi si risponde tutti, ma non si risponde tutti a casaccio, perché poi alla fine della fiera ogni persona con la quale finisci per coniugarti ti lascia qualcosa, ti permette di aggiungere qualcosa, di superare qualche irrisolto, qualche turbolenza che tutti quanti noi abbiamo dentro, qualche difficoltà che non si riesce a far sbocciare. Il primo fu Leone Mancini, che non c'è più, un ex regista Rai, non so, forse l'hai conosciuto, era uno degli uomini più brutti del pianeta. Perché il suo amico è morto, è morto qualche anno fa, 3-4 anni fa, e lui fu la prima persona che mi spinse a lavorare in televisione. Io non c'entravo niente con la televisione, stavo studiando
scienze politiche, dovevo fare la carriera al Ministero degli Esteri, poi mi è capitata questa circostanza. Però adesso abiti vicino, Adesso ti stai avvicinando abito vicino alla Farnesina, quindi piano piano sto riprendendo quella traiettoria. Ma sono stati tanti, Sebastiano Romeo, posso aiutarti? Mamma Marea, Io lo devo soprattutto a quelli che, come dire, non sanno di averti aiutato. Ho selezionato 4 o 5 personaggi. Tu intendi quello. Allora il primo è Mario Riva. Mario Riva è un musichiere, un uomo straordinario. Non ho mai avuto il piacere. Però sicuramente hai visto le sue Sì, performance, sicuramente ti hanno dato qualcosa. Pensa che quest'uomo che ha fertilizzato la televisione degli anni importanti, quelli che contavano, non è arrivato ai 50 anni, è morto a 47 anni e sicuramente ha dato. No, io ti seguo. È morto a 47 anni, tu nel 2008 quanti anni avevi? Nel 2008 avevo 47 anni. Vabbè, è andata bene. Bella sta serata. Ti riconosci qualcosa di quello che vedi fare a Mario Riva? Sì. L'amabilità. Lui si divertiva a sbagliare l'affettazione televisiva e questo piace anche a me. Non essere maleducati, questo è un altro discorso, ma il non essere eccessivamente ortodossi, non Ma essere quando tu dici affettazione a Laurenti, quello che fa la mortadella. Sì, generalmente sì. C'è un comportamento televisivo che molti praticano per paura di essere se stessi. Io non riesco a essere così, mi fa venire l'ansia l'idea di dover essere educato a prescindere. Io sono educato nella maniera in cui reputo giusto relazionarmi con il prossimo e non c'è mai maleducazione, però c'è volontà di giocare e di divertirsi, soprattutto in un alveo quando è di disimpegno televisivo, che deve essere divertente. Ecco, troppa affettazione, troppo comportamento rigido, troppo politically correct finisce per snaturare ciò che uno potrebbe dare. Ecco, io non essendo così non voglio essere come non so. E lui era uno che sbagliava, perché in quegli anni c'era molta ortodossia in televisione, c'erano, ti ricordi quell'unico microfono, scenografie quasi vuote, signori e signori, buonasera, dal Teatro 1 di Roma, di Via Teulada, la televisione, che era giusto, perché in quegli anni erano così. Lui piacque molto perché, pur essendo molto educato, aveva una vernacolarità comportamentale che lo rendeva unico e irripetibile. Lui non aveva paura a essere se stesso. Fra l'altro, una cosa che lo accomuna a te, che praticamente ben pochi sapevano dirgli di no, grandi ospiti. Guarda, uno dei tanti grandi ospiti, ti porto per mano in un altro lasso. Ma fra gli altri aveva Totò che lui trattò da pari a pari, non da principe dei Curtis. E questo ci porta sul discorso di un altro, credo, grande maestro inconsapevole. Tra l'altro nella prossima foto, che è quella che avevo di Voto Antonio, è una cosa che ti piace molto variodare in qualche modo. Insomma, Totò ci ha insegnato tanto, ti ha insegnato tanto. Totò e Sordi mi hanno contrassegnato parecchio, nel senso che da piccolino con mio papà e con mia mamma vedevamo, quando c'era la possibilità, tutti i film possibili e immaginabili di Totò e di Alberto Sordi, quindi queste cose alla fine sono rimaste nel mio modo di scherzare, di giocare, di parlare, di declinare il divertimento. E quindi oggi molto spesso mi rendo conto che quello che scrivo e quello che dico ha delle assonanze con Totò e con Sordi. Mi è difficile resistere alla tentazione di vedere con te la prossima foto, che è di Totò assieme a Peppino De Filippo, quello che è stato uno dei film che ricordiamo naturalmente come c'era Totò Peppina era la femmina. Ecco, e non possiamo. No, io per andare dove dobbiamo andare, dove dobbiamo andare. In Italia diventò famoso grazie a una pubblicità di un corso per lingua inglese, perché non tanti italiani lo scoprivano fino a 15 anni fa. Non possiamo non vedere 30 secondi di quella memorabile lettera che ti ha ispirato parecchie citazioni. Questa mia a dirvi una parola, a dirvi una parola, scusate se sono poche, scusate se sono poche, ma 700.000 lire, come dicono a noi ci fanno, specie in quest'anno, una parola, quest'anno c'è stata una grande moria delle vacche, come voi ben sapete.
Dove punti? Ah sì, perdere che condiamo, abbondandissi ad abbondandum. Uno dice Paolo, uno che inventa dopo questa cosa qui. Ben poco. Lui era uno che, da quello che ho potuto conoscere guardando dei documentari su Totò eccetera eccetera, era uno che improvvisava tantissimo sul set, e credo che sia una delle cose più divertenti che si possono fare. Insomma, un po' la commedia dell'arte, c'è un canovaccio e poi c'è un capo comico al quale vanno tutti appresso per non fargli perdere l'illuminazione che ha sulla via di Damasco della recitazione. Mi ricordo che Isa Barzizza, durante una cosa che fecero in Rai, che parlava proprio di Totò, raccontò e fece vedere un filmato di un film abbastanza secondario di Totò, dove si vede la macchina da presa che a un certo punto inizia a muoversi così perché l'operatore non si teneva più, e l'attore che era davanti fa il sorriso così come a dire ecco, non abbiamo finito questo, perché era semplicemente una piccola scena interlocutoria in cui Totò, vestito da cialtrone ambasciatore, arriva alla dogana di un aeroporto perché sta facendo una truffa, una cosa, ma non era Totò truffa. Passa e gli dà il passaporto al doganiere, l'altro attore, che guarda e fa: lei ha detto l'ambasciata, e lui doveva dire, raccontare che Isa Barzizza sì, e se ne andava. Era una scena che serviva a passare ad un'altra scena. E invece lei ha detto l'ambasciata? No, io non ho detto niente. Da quel momento è partito un altro film, fantastico, che si rivolta all'altra attrice in fila. Lei ha detto qualcosa? Non hanno parlato, dove doganiere, qui non ha parlato nessuno. L'inutilità degli sceneggiatori. Esatto, l'utilità fondamentale degli sceneggiatori, ma la grandezza di un personaggio come Totò che contribuiva ad accelerare come un reagente impazzito quello che già gli sceneggiatori avevano steso, insomma. E così anche posso raccontare una cosa che magari l'ho raccontata già una volta in televisione, ma perché abbiamo visto, non so se parleremo di sordi dopo, io sono maggiormente legato a sordi, perché, e allora ti anticipo, tanto sono legato a sordi perché sono di Roma, e Alberto Sordi è stato secondo me uno dei più grandi attori di tutti i tempi. Guarda, possiamo vedere le foto di Alberto Sordi, due foto anche molto significative, tu puoi naturalmente parlare mentre vanno in onda le foto. Questo è un classico, no? Sono le foto delle foto, e la seconda naturalmente è tutto Sordi, sono due foto che vediamo che raccontano. I vitelloni, lavoratori, questo è Alberto Sordi. Esatto. Di cui stai parlando. Esatto. Alberto Sordi, io ebbi la fortuna di incrociarlo più di 15 anni fa, 20 anni fa, perché co-presentavo con Mike Bongiorno i 20 anni di Canale 5, e questa serata in Porciaralina di Dio di gente, c'era chiunque, presentavamo io e Mike, e l'ospite eccezionale della serata era Alberto Sordi. Salì sul palco Alberto Sordi, io defilai un paio di metri per lasciare questi due grandi che parlassero tra loro. Il grande Mike e il grande Sordi. Avrei voluto toccare Sordi, avrei voluto andare vicino a Sordi, ma mi sembrava fuori luogo in quel momento. Era giusto che il palcoscenico fosse solamente loro che avevano segnato chi così tanto il cinema, chi così tanto la televisione. E parte un dialogo tra di loro, dove a un certo punto, incautamente, Mike, che voleva fare il Ganassa perché giocava in casa sul Canale 5, si rivolge ad Alberto Sordi e gli fa: Alberto, è vero, io e te abbiamo gli stessi anni, ma perché? Ma perché? Io alla tua età pratico lo ski, faccio le immersioni, è vero? Faccio il jogging e pratico tanti sport, ma perché tu non fai quelle cose che faccio io? Ma perché? Ci fu un attimo di silenzio, Sordi squadrò Mike come una pacca così, intanto rifletteva e alla fine disse: che te devo fare, Mike? Perché la vecchiaia è una brutta bestia, a chi gli via in gambe, a chi gli via a destra. Queste Sordi, e lo può capire chi è di Roma, perché a Roma c'è una comicità talvolta estremamente feroce, forse eccessivamente feroce, ferocissima. Un episodio reale che di modo di vedere proprio davanti a me accade quando
l'anno in cui mio papà stava molto male, per cui gli andavo a comprare i giornali per portarglieli affinché li potesse leggere nel corso della giornata, e per andare a comprare il giornale dovevo attraversare la strada, andavo all'edicola, compravo il giornale, riattraversavo e lo portavo a casa. Appena comprato il giornale faccio per riattraversare la strada e davanti a me c'era un signore con un bambino di 3 anni per mano che stava per attraversare. Posso alzarmi un attimo? Allora, se non mi cade il cappello. Allora, il signore fa un passo e una macchina gli inchioda 1 centimetro dal femore. Non fa una piega. Alza il bimbo. Il bimbo stava così, appeso, e ha detto una sola cosa, rivolgendosi all'autista, gli ha detto: "Se non era il mio, te lo tiravo". Prima Paolo si diceva come si esce e come si va oltre i fratelli Caponi, ma nella tua vita ci sono anche fratelli Capone. Io lo so, no, forse ti annoia l'idea di rivederlo, però dura un paio di minuti. Correva un paio di minuti quello che mandi te, certo. È durata 40 minuti, Correva e in angoscia. Vediamo questo film, vediamo. Salve, da dove chiama? Da Santa Maria Capovetere, provincia di Caserta. Sì, benvenuto. A lei. E allora, chi ha scritto, chi pubblicò Come imparare a suonare la tromba? Giuliano? Lo sa? Chi pubblico che ha scritto la tromba? La risposta era Fantini. Pubblicare la tromba. Giuliano secondo. Giuliano secondo, lei, quella è l'altra. Secondo lei? Secondo le cose. Ah no, che l'altro ho sbagliato. Aiuto la Soli! E quello di un fratello che era. Dica. Ma che state a fare? Aiuto che ragazzi, andiamo a Ma che stiamo telefonando? Ai fratelli di legge! Non sapete che sta parlando lui? Sta parlando? No, tu! No, ma mi salvi! Non senti che sta parlando? Come non li sta parlando? Fermi! Allora! Sì! Mettetevi d'accordo! Tolga le mani! Non mi tocca che vedete, tolga le mani! Ma che è il circo? Nostro fratello la tocca! Adesso per dire che Giuliano secondo è sbagliato, l'altra gente non dovete Giuliano è sbagliato! Contro me, no Giuliano secondo! Non dico prima! Fermi! Dica! Non mi menate! No, quello tu! Oh! Non era Giuliano II! Questo l'abbiamo capito! Ma quello è stato perché l'ha detto suo fratello! Quello è fatto! Devi vendere il pesce, basta! Signori, un attimo! Dica! Allora, era un altro Giuliano. Perché lo sapete? Questo Giuliano aveva un cognome. Lo sapete? No, presumo di no. Giuliano Amata è un'altra cosa, non devi Signori! Dica! Questa è pazzesca sta cosa. Sembra un alto gradimento. Signori! Dica! Dica. Voi avete un cavallo? Tiene un cavallo, c'è il Glielo dico se c'è un cavallo se ne accorge, non è che ce l'avete un cavallo? Non lo so, perché non chiamate un cavallo? Ce l'avete o no? No! No! L'avete mai visto un cavallo? L'avete mai visto? Sì, l'abbiamo visto! Chi c'è? L'abbiamo visto! Va bene. Chi sta sopra il cavallo? Chi sta sopra
direttamente sopra il cavallo. La domanda di prima. Cavaliere! Bravo! Cavaliere! Bravo! Che quando fanno le corse... ancora indovinato. Che quando fanno le corse, che tipo di cavaliere è? È piccolo piccolo, è il... Esatto. Chi è? Certo. È Cardo, Sì, c'è una grande tradizione di piccoli io li voglio, conosce. Signori, i cavalieri sardi si sono per tradizione piccoli, quindi cosa fanno nella vita? Formaggio. Potremmo andare avanti quanto 40 minuti. Paolo, ci sono degli staffi creativi di autori che non raggiungeranno mai questo. Non è perché non è umano. Cioè, chi faceva i testi del fratelli? Ma che caspita ne so? Tu pensa che noi abbiamo fatto allora una puntata dove abbiamo fatto venire in televisione i protagonisti che non avevamo mai visto, che avevano solo giocato con noi, avevano dato vita a delle cose assurde come la signora del kangaroo. Loro non li abbiamo trovati. Può darsi che non esistessero in natura. Forse eravamo fumati una canna. Non è così, ma io non ricordo una cosa simile in tutta la mia vita. Allora, reso omaggio, perché il tempo corre, al grande Corrado, avevo la fotografia e comunque la voglio far vedere perché so che è stato vicino anche come autore, forse merita un applauso. E beh, Tire Molla è una trasmissione sua. È arrivato il momento del primo dei film che secondo me è molto grande. Se io le dico Walter Chiari, che cosa ti viene in mente? È il massimo in assoluto, secondo me. Tu ricordi di averlo avuto ospite in una tua trasmissione? Walter Chiari, forse venne in una trasmissione, che era Domenica Italiana, o roba del genere. Lui venne nel novembre del 1991 a Domenica Italiana. Cazzo, non ricordo. Fu l'ultima apparizione televisiva di Walter Chiari che lui fece con te e da me. Io voglio regalarti questi due frammenti che ho trovato con grande fatica, ma ne sono fiero È perché vera, sono una cosa non dico che ti commuoverà, ma ti potrebbe emozionare. Intanto vediamo questo primo frammento quando il giovane conduttore trentenne Bonolis presenta, lo dico con un po' di emozione, però insomma con la suggestione del caso, il grande Walter Chiari, che in quel momento non aveva neanche Nasce l'epopea della dolce vita con un quesito ancora aperto: è stato Fellini con Anita Ekberg a creare il mito della dolce vita, oppure sono stati i fotoreporter con la loro curiosità per Via Veneto e per i suoi avventori abituali a suscitare l'interesse per questo periodo del nostro costume, cioè il periodo della dolce vita? Bene, cercando di raccontarvi queste storie, cercando di capirne di più, un grandissimo personaggio in studio, un grande attore italiano di ieri, di oggi, protagonista proprio di quegli anni, Walter Chiari. E come sai Paolo parlava e tu eri, come dire, combattuto tra il piacere di farlo parlare e comunque la necessità di condurre in porto questa trasmissione. Era in diretta. Subito una domanda. Nota l'ora, 10:08 del 10 novembre 90. Il primo flash che ti viene in mente ricordando quegli anni? Una prima immagine è articolata su questo argomento, cioè è stato Fellini una domanda cruda. È stato Fellini, come dici tu, influenzare, sei influenzato e influenzato. Secondo me Fellini, io perché sono più vecchio di te, anziano, naturalmente ho vissuto, ho visto, ho assistito, è stato anche implicitamente molte volte anche il complice di certe situazioni. Dunque Fellini adorava Rossellini, volendo bene, perché aveva già intuito e capito perfettamente, senti in te quando lievita qualche cosa, cioè un effetto piccolo, non dico di gigantismo, ma di qualche cosa che ti completa, che ti alza, che ti solleva e ti fa vedere l'orizzonte più ampio degli altri, sono un po' più basso. Dunque Fellini seguì da vicino la vita di Rossellini e la vicenda Rossellini-Bergman incrociata con Magnani, Magnani Rossellini, poi quei film Bergman, Il minimo sindacale, se fai una domanda ascolta la risposta. quelle cose lì, credo che lui abbia
vissuto dietro i paparazzi proprio, e ogni scatto si è un po' ammirato, un po' preoccupato perché ai tempi della scaletta vicissitudini e anche questa crocifissione un po'. Ma quelli che parlano così alla fine mesmerizzano, rimani lì ad ascoltare questa capacità di sviluppare un pensiero senza mai perdere il filo del racconto con un coinvolgimento dialettico. tu cerchi di interromperlo ma non ci riesci, né forse vuoi interromperlo. Anche perché si è fermo il filmato. Passiamo al secondo filmato, che è la parte finale della trasmissione. Siamo a un'ora e mezza dopo, puoi immaginare quanto ha parlato Walter Chiari, e incominciano ad arrivare i titoli di coda e tu non sai che fare perché lui continua a parlare. Apre delle parentesi quadre, delle parentesi tonde, delle parentesi graffe e c'è già il nome del regista. In qualche modo, vediamo il filmato, devi condurre la trasmissione, devi condurla in porto. Ricordo che l'unico terapeuta oggi, perché non si paga per prestazioni mediche, ma piacevolmente lo si assume. Allora noi tu soldi e per me va bene, lui e Fabrizi per me sono stati due pilastri, hanno espresso Petruini allora, ha fatto la sua realtà E poi sono differenti. Credo che la puntata di quest'oggi sia stata particolarmente densa e particolarmente intensa, grazie a Walter Chiari. E Fabrizi era l'9% di cui stavano come essenzialmente delle rotte delle palle, perché stava facendo un film meraviglioso. Io capivo tutta la base perché era l'unico amico Drizzoni vecchio, l'unico amico giovane per l'internazionale, quando ci stava lì iscritti, e sono come studi sono fatti per la possibilità di trovare i soldi, eccetera, eccetera. Qui amavo quel film, avevo Fellini, non per niente qui manca anche, non so, se un sindaco come Pellitteri, sta venendo l'ansia ora. Santa miseria! Lui che non lo conosce, non ha visto che film, vuol dire che Fellini come interessa, che la dolce vita è stato il figlio E siamo costumi a tutti. È un uomo, insomma, è un film. Avrei pensato. Speravo esplodesse. Si è anche messo a comodo con le mani là, trasullandosi l'attrezzatura da riproduzione, non se ne voleva andare più, era uno stato di gratitudine, io sentivo la pressione. Grazie alla sua importantissima testimonianza. Grazie davvero. Grazie. Bellissimo pensiero questo. Allora lo dico per la regia, ovviamente qualche argomento lo salutiamo persino la tua pubblicità attuale, anche se è bello vedere la fotografia di San Pietro da giovane, perché ricordiamo che Riccardo Garrone, con il quale dialogo abitualmente, è stato ed è stato giovane per forza, più o meno a 85 anni. Sì, è vero. Ha fatto Ma è simpaticissimo lui. Nella prossima foto si vede addirittura con Claudio Cardinale nella ragazza con la valigia, e devo dire che è un supporto straordinario. Sì, è molto bravo, è molto vitale. È divertente sul set. Io e Luca scherziamo molto con lui perché insomma, avendo 85 anni insomma, è pieno di acciacchi e ce li racconta tutti. Allora noi nelle pause lo vediamo un po' in giro e gli chiediamo come vanno le varie vicissitudini fisiologiche, ma per passare il tempo lui sta alla mano, è venuto alla mano. Beh, guarda, visto che dura 34 secondi, vediamo lo spot, vediamolo in attività, così poi la lavazza si intenerisce e diventa sponsor anche di Cortini in Coda. Ah, ma se glielo dite la lavazza lo fa. Vediamo questo RQM in cui appare San Pietro. Questo è l'ultimo. No, è lui quello che è venuto ora, non è l'ultimo. Ecco, Caro Diego, questa è la ricetta del buon umore, un po' d'acqua, una nota e un caffè. Piuttosto, lei che è arrivato ultimo, quando è che paga la cena a tutti? Tutti. Lei pagherebbe la cena a tutti. A tutti? Ma certo, se non sono troppi perché no? Se non sono troppi. Sono troppi? Sono tutti. Sono tutti, non sono troppi.
e il Cavallero. Carmenzia d'amore mio, più di gas Si vende più caffè grazie a queste persone. Ma sai, io non ho mai fatto della pubblicità, ho accettato di fare questa cosa quando me la proposero, credo, 8 anni fa circa, perché San Pietro c'era già, perché era sì, perché mi ricordava Carosello, cioè che non c'era più la pubblicità stile Carosello, ma in televisione, insomma, lo vedete, le pubblicità sono molto assaggi, compra mutande, invece questa manteneva la scenetta, c'era un raccontino, eccetera, e mi piaceva l'idea di poter interpretare con Luca due cialtroni, siccome con tutte le distanze e le differenze del caso, due cialtroni come Totò e Peppino quando arrivano a Milano, vestiti come due cosacchi, ecco, io e Luca in paradiso da ottimi peccatori. Allora, abbiamo visto com'era Garrone da giovane, bellissimo ragazzo, ha fatto centinaia di film, abbiamo visto come eravate tu e Laurenti da giovani, vediamo come eri tu da giovanissimo, quando poco più che ventenne in questa fotografia facevi Bim Bum Bam, che è stato veramente il tuo esordio che ti ha consacrato. Ecco Paolo Garrone, insieme a Manu Blanchard, in una trasmissione che ha reso felici parecchi bambini che adesso hanno 40 anni, quindi può essere neanche più, perché comunque è una cosa molto creativa. Vediamo il filmato intanto, poi se vuoi ne parliamo. C'è Juan naturalmente, Juan era la voce di Giancarlo Muratori, che non c'è più. No? Sì, vediamo questo filmato del giovane per fantasmi, che il virginale ha voluto svanire, ma che parla di una lettera, curiosamente. Scrivi caro Brandolin. Mettiamoci un consignore. Sì. No, perché è scritto caro Brandolin, mettiamoci anche un signore. No, mettiamoci anche un signore nel senso caro signor Brandolin. Caro Brandolin. No, sono alcune scenette, ogni tanto facciamo delle scenette, ma in realtà mantenevamo un dialogo, una chiacchierata con i bambini, che è un po' credo quello che manchi oggi. Oggi ci sono parecchi prodotti per bambini su canali tematici anche precipui, dove vengono mandati molti cartoni, vengono mandati anche molte soap che riguardano i bambini, però quello che credo manchi oggi è un interlocutore umano con i bambini che faccia cogliere loro la differenza tra la finzione e la realtà, insomma una specie di Virgilio, di fratello maggiore che li accompagni nel percorso televisivo, altrimenti la televisione rischia di diventare confondente per il piccolo se non ha nessuno che faccia da intercapedine tra la finzione e ciò che è. Già è difficile distinguere la realtà dalla televisione, insomma ve ne siete accorti tutti, quando la televisione era in bianco e nero si capiva abbastanza facilmente che da una parte c'era una narrazione e attorno a noi c'erano i colori, quindi la realtà è un'altra cosa, poi la televisione è diventata a colori, quindi è diventato ancora più difficile cogliere la differenza tra quello che veniva raccontato e ciò che ci accade tutti i giorni. Ora lavorano sulla tridimensionalità, quindi addirittura potrebbe diventare un ulteriore diaframma che cade, quello tra la bidimensionalità e la tridimensionalità, insomma la realtà non dovrebbe essere così invasiva televisivamente parlando, e quindi credo che ai programmi per ragazzi, se ce ne fossero ancora, manca proprio questo, manca la possibilità per i bambini di avere uno che gli parla e gli spiega le cose come potrebbero essere. Sai, quando parli di Virgilio ti rivolgi a un bambino, pensa che sia il fratello di Google. Sì, certo, infatti lo diceva a te Virgilio. Vediamo Juan, perché questo è stato il tuo fratello peloso. Cos'è? Juan molti bambini si domandavano come si muovesse Juan e dove fossero le gambe, non l'abbiamo mai detto chiaramente per non svelare l'arcano della meraviglia che Juan doveva raccontare. Juan, a differenza di tutti gli altri pupazzi creati dal gruppo 80, aveva una natura molto forte perché era molto forte Giancarlo Muratori, questo attore genovese che gli dava la voce, che era proprio Juan nell'anima. Juan era questo lui era un signore gli occhi azzurri gli occhi azzurri come Giancarlo Muratori. Giancarlo era proprio Juan. Aveva questa voce così. Io l'ho allevato 2 generazioni. Sì, siamo tutti grandi. E Giancarlo era proprio Juan, quindi è vero che era peloso, è vero che era strano, è vero che non si capiva che cosa fosse, ma aveva un'anima, un carattere talmente marcato che sembrava essere una persona come tutte quante le altre, per quanto insomma singolarmente formata. E non abbiamo mai detto ai bambini come si muovesse Juan, ma in realtà non potevi neanche raccontarlo, ovvio che non avesse le gambe. Juan era un pupazzo, era animato da sotto, per cui anche solo raccontarlo al bambino sarebbe apparso una cosa sgradevole, e c'era una persona che lo muoveva e un'altra che muoveva le mani, e io buttavo l'occhio sotto, c'erano queste 2 signore che facevano questo movimento. Si parla ancora di Wanatan. Wanatan dimensione avventura, perché in quegli anni c'era
Jonathan di Menzione Avventura che faceva Ambrogio Foca, e noi facciamo delle avventure chiaramente ridicole, era Wanatan di Menzione Avventura. Si parla ancora di Caciotta Fetecchia. Era lo sponsor di Wanatan di Menzione Avventura, era la Caciotta Fetecchia, che alcuni se la ricordano, insomma, puzzava, il nome Senti, parlavi prima di internet, la fantasia di internet, guarda cosa ha abbinato, e qui vediamo una passione che ti sta a cuore, One ad un altro personaggio, lo Special One, diabolico. E sarebbe nulla se non, è stato 2 anni fa, hai fatto una trasmissione coinvolgendo Mourinho. Sì, Mourinho venne Vediamo la foto che ci permise di andare, ecco, ad Appiano Gentile per far intervistare da alcuni bambini. È stato molto carino quei bambini, lui, sinceramente. I bambini non erano ancora più... C'era un Mourinho dottorale, oltre che Mourinho. Mourinho è una persona cortesissima, molto per bene, estremamente generoso. Con la stampa lo era un po' meno, ma molto spesso la stampa ti mette nella necessità di doverti difendere. Perché guardi me. Perché sei l'unico interlocutore che ho a fianco. Guarda, ti voglio così vediamo la prossima foto, perché sì, so che è una foto alla quale tieni parecchio. Capitano dell'Inter. Sì, 3 gol ho fatto a San Siro, quindi far figo. Era una partita particolare e giocai lì, era una partita di panzoni che giocavano. Già cosa batte questa, sotto questa lancia, vediamo se non eri in forma in quel periodo. No, aspettavamo il nostro secondo figlio. Lei aveva da fare, mi occupai io. Chiudiamo l'argomento Inter con la foto del grande Vedere. A cui Mourinho assomiglia molto. Sì, beh, argentini di avendolo conosciuto. Credo che sia portoghese. Sì, portoghese, scusa, hai ragione. Vista l'ora, Allora si fa tardi. Abbiamo di che rifarci. Bravo. Tu hai parlato anche di calcio, in una trasmissione che in qualche modo simulava Serie A. il 90° minuto, ed eccoti. No, non la simulava, l'aveva ripreso, il 90° minuto era della RAI, Mediaset comprò i diritti sportivi e il 90° minuto durava 50 minuti, noi si doveva durare 2 ore e faceva un ottimo ascolto, il 90° minuto faceva il 29% l'ultimo anno perché era già entrata Sky, quindi già c'era un ridimensionamento del pubblico che amava il calcio, quando all'orario del 90° minuto alle 18 già in realtà gli appassionati avevano già visto parecchio su Sky. Comunque il 90° faceva, mi ricordo, il 29%, noi facciamo il 28%, ma dicevano che andava male perché giustamente, non essendo io un giornalista, non era una cosa gradita che fossi liberato, non è l'unica che sto io. E durò poco però. Io sì, ho aspetti 7 puntate, 8 puntate, poi me ne andai, lasciandola sempre al 28, la fece un bravissimo giornalista come Enrico Mentana, e la trasmissione fece il 18, ma secondo la stampa andò bene. Ci sono 2 messe cantate in Italia, una è quella del calcio e l'altra indubbiamente quella di Sanremo, l'argomento che abbiamo sfiorato parlando del Sanremo dell'anno della tua nascita, che fu un Sanremo importantissimo perché vi servirono alcuni dei cantanti che poi hanno fatto Paolo di 61, hanno fatto la storia della musica di italiana. Tu da grande volevi fare Sanremo? No, io da grande non volevo neanche fare la televisione, sinceramente, io volevo fare tutt'altre cose. Da piccolo volevo fare l'esploratore. Non potevo fare più l'esploratore perché si erano già praticamente esplorati quasi tutto. Avrei voluto a quel punto esplorare l'animo umano, mi avrebbe affascinato molto, infatti poi con la televisione in parte provo a farlo. Mi attirava la politica estera perché avrei potuto viaggiare, immaginavo di potermi muovere tanto. Sono finito a fare televisione. Quando fai televisione, se la fai per un po' di tempo può cominciare a piacerti, puoi cominciare a cogliere le possibilità, le potenzialità che ci sono nel confezionare un prodotto televisivo. A quel punto l'idea di poter fare Sanremo può diventare accattivante. Me lo proposero l'anno prima, ma non avrei potuto fare la direzione artistica, in quanto la direzione artistica quell'anno, l'anno che poi lo fece Simona Ventura, era già stata affidata a Tony Renis. Allora rifiutai perché avrei voluto, se mai fosse stato concesso, poter fare la direzione artistica. Me la concessero l'anno successivo, nel 2005, e mi divertì a confezionare Sanremo come mi sarebbe piaciuto vederlo da spettatore. E così accadde anche nel 2009. Portammo parecchie innovazioni, c'eri anche te in quell'anno, nel 2005,
portammo parecchie innovazioni, provavamo a fare qualcosa, diciamo che facevamo gli allenamenti per il 2009, che secondo me è stata un'edizione molto bella, poi indipendentemente dal fatto che possa essere piaciuta o meno. Mi fai fare il giornalista solo per un attimo? C'è ancora un Sanremo nelle tue prospettive professionali? Se mi venisse un'idea, sì. Sembra una cosa pensata, ma in realtà io credo che la televisione debba essere fatta nel momento in cui uno ha qualcosa da dire. Nel senso che se bussi al vetro della televisione ti inviti qualcuno a guardare e poi non hai niente da raccontargli, è brutto. Magari il racconto che vuoi fare può non piacere, però deve appartenerti. Nel 2005 e nel 2009 avevo in testa come poter confezionare una cosa così importante, così nazionale popolare come Sanremo. Adesso non ce l'ho, quindi se anche me lo chiedessero non lo farei, perché mi sembrerebbe rubare quel palcoscenico a qualcun altro che magari un'idea ce l'ha. Guarda, sicuramente due cose sono rimaste dei tuoi Sanremo e del tuo primo Sanremo in particolare: il recupero della competizione, perché per la prima volta dopo tanti anni ci furono gli interminati. Ma caspita, c'erano dei Sanremo che li vedevo come spettatori, ma pure voi, non mi dite che non era così. Vedevate Sanremo e cantavano 20 cantanti ed erano sempre tutti pari, ma perché? Votavano e alla fine vinceva uno, a che titolo? E dice però no, i cantanti sentono in gara, poi si spaurano. Una gara, canti una canzone, io ho riportato la gara e poi l'hanno fatta tutti. Hai portato la gara, è più bello. Hai portato, come dire, un piacevole senso di contaminazione. Tu postasti Mike Tyson, addirittura lo intervistasti. Mike Tyson, Will Smith. Poi vediamo anche Will Smith. Michael Bublé. Contro tutto e contro tutti, perché manco il direttore generale della RAI, non dico era stato avvertito, però aveva qualche obiezione da fare. Ma glielo dissi in diretta, salì sul palcoscenico e era appena partita la diretta. L'uomo è inquietante, Ma se che ha una voce così? Quello No, la voce... O erano i calzoni stretti, ma Non aveva questa voce così, Tyson, che veramente mi fa impressione. uno poi chi lo va a dire? Che fu proprio quello che disse al direttore generale, allora Cattaneo, che mi disse non voglio vedere Mike Tyson sul palco dell'Ariston, e io in diretta gli dissi direttore mi dispiace è arrivato, se glielo va andati lei che non deve salire, io no. Quindi Tyson ricordo ancora, come dire, ne porto i segni la virile stretta di mano, perché non si conteneva il ragazzo quando ti saluta. Ma sai che cos'è? Lui non è gigantesco, la cosa che fa impressione, è ovvio che è un atleta, un pugile, quindi ci mancherebbe altro che non sia lui è alto 1,81 m, insomma quasi come me, 1,80 m, io 1,81 m, è il collo che è impressionante, il collo è veramente impressionante, ha una serie di colli, è largo così, e quello fa impressione. Quello fu un anno anche in cui lanciasti Povia, per cui non ti è mai stato tanto grato come sarebbe dovuto essere, perché lanciasti fuori concorso la canzone di Bambini fanno. Anche i bambini fanno, pensa, la feci sentire a mia moglie che l'avevo appena ascoltata e gli dissi, sai che secondo me questa canzone può vincere il FES? Arrivò la telefonata che l'aveva cantata l'estate prima ad una cosa e non poté partecipare. Però ero convinto che la canzone vinse. Lo vinse immediatamente, sì, vinse moralmente, poi lo vinse di lì a poco con i Piccioni e poi dai Piccioni passò a Luca e Raghei. Sì. E fu una gestione difficile quell'anno, parliamo del 2000. Ma soprattutto con Laurenti perché non aveva capito che non era per lui. Però era un bel pezzo Luca e Raghei, a me piaceva molto. Molto meglio. Arrivò secondo, vinse Marco Carta. Come no? Dicevo prima che uno dei grandi meriti di Mario Riva, al quale a me piace assimilarti per tante cose, alcune delle quali hai detto prima, tutte cose positive, era quello di non sentirsi mai dire di no dagli ospiti. C'è un ospite che in televisione non ci va quasi mai. Nel 2005, in un anno difficile, in una serata difficile, tu riuscisti a convincere Vasco Rossi, che cantò Il Senso. Vediamo l'uscita del filmato e quando tu lo richiami, perché lui dice cose assolutamente non banali, che sono attuali anche in questo momento. Ecco Vasco Rossi, il sabato sera, era il 5 marzo del 2005. Si è esibito, tu l'hai già. Era il prove per questa serata piuttosto. Una volta, devo dire che una volta scappavo sempre, adesso ho smesso di scappare, quindi sono venuto, sono tornato perché intanto ti voglio riconsegnare il microfono che ho portato via 20 anni fa. Poi vorrei dire che sono qui perché voglio ringraziare questo palco e questa manifestazione che per me è stato l'inizio di
di un'avventura straordinaria che auguro naturalmente anche a tutti quelli che partecipano questa sera e che ha dato tanto secondo me alla musica italiana. Poi vorrei salutare tutti quelli che adesso stanno guardando Sanremo e che domani diranno che non lo guardavano. Questa civetteria di quelli che guardano Sanremo e dicono che non l'hanno vista. Vogliamo tutti essere migliori di quello che siamo. Una domanda d'attualità. Pasco Rossi in questi giorni ha detto cose più o meno importanti, ha detto che non farà più la rockstar, che si è dimesso. Oggi ha anche detto di Ligabue che ha un piccolo talento in un mare di presunzione. In questo non mi avventuro perché li conosco entrambi. Luciano è persona invece di grande densità, ha partecipato quest'anno al Senso della Vita, ha fatto un'intervista fotografica che non mi aspettavo così intensa. A parte questo mi dispiace che Pasqua attraversi un periodo così complesso, insomma, credo che viviamo un'epoca difficile. Lui ha 60 anni e dice, se non è tra virgolette un veicolo promozionale, ma non credo, conoscendo Pasqua, dico che è in un periodo di depressione. Io credo che sia un male sinistro questo della depressione che coinvolge parecchie persone, perché abbiamo smesso di voler vivere corrispondenti alla nostra età. Ci sono uomini e donne che non accettano più di poter invecchiare. Gli uomini vogliono essere priapici a 70 anni, ad 80 anni, e le donne vogliono avere 25 anni a 70. In questo modo vivi con dei confini che non ti appartengono, e già che questo non è possibile, rischi di deprimerti perché sono orizzonti troppo lontani. Io credo che è bello avere 20 anni come è bello averne 70 se corrispondiamo all'età che abbiamo. Quello ci volerebbe da parecchie persone. Gli uomini, ho parlato delle donne, sono tante le donne che ti hanno fatto compagnia nelle tue performance televisive. Attraverso questo filmato, sempre di Sanremo, ma troveremo Cortina uscendo, sì. Troveremo Cortina forse in Nevada se resistiamo. Torniamo un attimo al Festival di Sanremo 2005 perché questa gag simpatica con cui si permette di introdurre l'argomento donne e Bonolis su un palcoscenico. Molto. A chi tocca il Zegrugna? Al contrario di Hugh Grant. Soft. Perché chi c'ho io? Ecco, dai. Ecco, tu vinci la Clerici, lui vince la Fellini, se si chiama molto simpatico. He's my teacher, he's a dancing teacher, he's a very, he told me a few things, but I'm worried. Ma perché mi parli inglese? Semplice, lineare, calmo. Quasi morto, fidati. Si aprono le tante. Sì, lui mi stava spiegando che bisogna ballare con grande discrezione. E tu l'hai ascoltato? Io invece parlo con un vecchio goticone. Simpatici voi. È stato carino perché all'inizio ci siamo divertiti, ha cantato lui chiaramente a Rapper's Delight, ma è stato un ingresso formidabile quello di Will Smith sul palcoscenico. Mi piaceva l'idea di non dover annunciare le persone banalmente, insomma, che ognuno facesse un ingresso, è uno spettacolo Sanremo, va confezionato bene ma va vissuto pure con energia, con entusiasmo. Ti ricordo che se vuoi cantare c'è sempre lo Stan Wayne Songs a tua disposizione. Cioè guarda, l'unico motivo per cui potrei cantare è che tanto so che non se ne possono andare perché piove, ma è un gesto di assoluta scortesia. Antonella Clerici è una deliziosa compagna di lavoro. Sì, canta che è una pippa totale. Sì, infatti ti ho visto. No, non l'ho voluto portare. Cantare in inglese. Ha cantato a Hugh Grant in inglese. Sì, che ha cantato She. Era una cosa, ti giuro, da stare male tantissimo. Ha cantato male. Forse quello che ha mal disposto Hugh Grant, non ci ha messo nessuno. Hugh Grant è stato poco carino, poco carino, non voleva dire niente, faceva ridere perché ha preso un sacco di soldi per venire. Poi quando è arrivato lì abbiamo detto allora noi abbiamo ben pensato di fare no, I don't like this. E allora facciamo magari delle cose, no questions, no answers.
You wanna sing? I don't sing. You wanna dance? I don't dance. Una coltellata? Esatto. Dai, infatti facevo, dovetti improvvisare sul palcoscenico una cosa un po' drammatica perché finsi una lezione di inglese, English lesson number 1, e mi ricordo che mi stupì perché poi lui cominciò a giocare con questa cosa perché gli chiesi come mai when you have a tea in England you need the cat on the table. Because there is always this question. Is the cat on the table? Yes, yes. And I was asking him, why do you need a cat on the table having tea? We don't like a cat on the table in Italy if we are having tea because the hair of the cat. Insomma, fu una grossa stupidità. Pensa che tu e io avete una donna in comune, che è Giulia Roberts. Oh sì. Come l'hai, non dico sedotta, ma convinta a fare una cosa con te e Lauretta? Beh, il numero 3 è stato pesante, No, la realtà è che lei ha partecipato, non lo so perché, non lo so, le avevano dato tantissimi soldi. Come è stata simpatica? Molto, un bellissimo C'è una cosa di cui... sorride sempre, è una cosa che forse è Parisi. C'è una cosa di cui il maschio biteco italiano ti è grato, aver introdotto Madre Natura. Grazie. Prego, è bella lei, ma sono tutte belle. Ne avevamo uno un po' più forte di Vanessa Kelly, ma purtroppo siamo in fascia protetta. Ci accontentiamo, mi sfugge il nome dell'intellettuale, la signorina... Non è neanche stupida, è una signora una ragazza di, credo Cuba, e non so come si chiami. Te lo ricordi, Sonia? Keila. Meno male che Keila, che me le trova lei. Adesso detto così. Aspettate, un attimo, non è una cosa tipo Lele Mora, lei le trova per lavorare in televisione. Noi abitiamo a Via della Farnesina, non a Longenttina. Anche, ok, no, lei è molto bella, poi a me piace la bellezza un po' selvatica, aveva questi capelli. Però ho notato che anche ieri all'intervista con Frizzi, che poi sono arrivato, comunque, tu hai una specie di febbrile ormonalità. Però tu avrai notato da vecchia volpe della televisione che nel globo che è ai nostri piedi c'è scritto manda in onda solo la prima foto di Madre Natura, lo dico anche alla regia. La seconda, dove Vanessa Kelly è nuda, non si può mandare, perché così hanno deciso. Non è mai stata nuda Vanessa? Insomma, fidati, non da te. Allora che ne so, se sei andati a fotografarla dentro casa, ma io devo fare un'altra. Vanessa Kelly nasce nuda, come tutte quante, poi però si coprono le signore. C'è un'altra donna vestita ma simpatica, che fra l'altro ti accomuna Fabrizio Frizzi, che è la zingara. Ma poi scusa, una curiosità, torna un po' indietro da sta fotografia. Questa è la zingara. Leva sta zingara. Tu prendi da Vanessa Kelly. No, torna da Madre Natura. Sì. Ma perché ho dovuto vedere le chiappe dei Laurenti e non posso vedere quelle di Vanessa Kelly? Perché non si vedevano le chiappe. Di Vanessa Kelly. Ma c'è la bottega. Ma parlavamo della zingara, la luna nera. Parliamo della zingara e vediamo il filmato che riguarda te e la zingara, così ci distraiamo tutti. Ma gliene dicevo di cotte e di cruda sta signora. La signora Cloris, vediamo questa performance. Però lei è bella, è tanta, è copiosa, è abbondante, ha le unghie lunghe. Mamma mia! Che stagione che è! Hai visto che è concorrente? Si può fare il tempo fotogramma sul volto del concorrente? Come riprodurlo tu? Ce la fai? No, non ci riesco, ce la fate con la regia? Andando un attimo indietro col filmato. Prova un po', vai avanti, frame by frame. Come se parlassi di Grant, adesso arriva a Cecione. Guarda il volto del concorrente, non lo ricordo ancora. Il maschio. Arriva. Chi è? Vabbè, insomma, ci siamo. No, vabbè. C'è un'altra donna importante nella tua vita che ci consente, come dire, di respirare un attimo.
Zia Adele. Ah, zia Adele, sì. Noi abbiamo la nostra ultima bambina che si chiama Una Adele. santa donna, quindi c'è una prozia che si chiama Adele. Zia Adele era una suora laica. Sì, una suora laica, zia, eccola qua. Zia Adele aveva una casa dove accoglieva le ragazze che erano state costrette dal destino a prostituirsi e le accoglieva lì per insegnare loro un mestiere. Faceva casting. Faceva casting. Guarda che lei l'hanno fatta beata, per cui sta occhio che te fulminano là sopra. E zia aveva questa casa insieme a zia Giovanna, un'altra zia che sembrava Albertone nei mostri, c'era tantissimi denti davanti, la ricordo, perché io andavo a fare le vacanze lì quando ero piccolino e i miei lavoravano tutta l'estate e io andavo lì e a Lucinasco, a Lucino Montano, sul lago di Como, e andavo lì e stavo in mezzo a tutte queste ex signorine con i loro figli eccetera eccetera, ed era molto più piacevole. Lei era una donna coraggiosissima, la vogliono fare beata, credo. Io non sono credente, per cui rispetto pienamente tutti, sono profondamente agnostico, nel senso che non saprei dirti né sì né no, insomma mi concedo il beneficio del dubbio, però non so che differenza c'è tra santo e beato, sono sì sincero. Ma i benefici del... No, cioè tu sai la differenza? No, credo che sia come la patente A e la patente B praticamente. Però non... Ti ho illuminato. Tipo Coppa UEFA e Champions. Vabbè. Senti, prima si diceva come si può misurare il successo. Certo non si misura né a delegati né a conduzione di delegati e forse neanche con l'audience, bisognerebbe volare un pochino più alto. Però un premio tu lo hai quando nella tua trasmissione ci sono persone che non ti sanno dire di no perché sono felici di venire da te, e una di queste persone è stata Roberto Benigni, il tuo Sanremo. Vediamo questa breve clip, durò tanto la sua interpretazione, però è sempre bello rivedere questo minuto del Sanremo 2009 che aprimo con Mina. Silvio, non finire presto! Silvio! È una cosa spettacolare, ma no, che ora volevo dire, mi è caduto un mito, sinceramente, io devo dire la verità, guarda, qua Berlusconi gli piace a tutto la roba romagnola. Ultimo mito che mi è rimasto un piano io le ho aperti. Io spero solo che quando arrivano le conigliette di Playboy non la trovi in mezzo con le canettiere che fanno finca, non devi più la forza perché sennò la verità, aspetta che c'è un bacio accademico, non c'entra, e come diceva il poeta Oscar Wilde, se ne venuta sono buona che stimo tanto e sono proprio lieto di aver fatto, diciamo, questa bella esperienza. E lei che ne pensa di Berlusconi? Che dico? E finisce con un abbraccio. Ecco, tu che ne pensi di Berlusconi? Io stavo dicendo di un'altra cosa ora, per parlare di cose serie, che Roberto Benigni ha partecipato a questo Sanremo, ma in realtà Roberto mi ha fatto un dono meraviglioso, perché andare su Rai 1 a Sanremo per Roberto è non una consuetudine, ma una cosa che ha fatto. Mentre erano più di 22 anni che non andava a Canale 5, non c'è mai andato per delle motivazioni che tutti potete immaginare, insomma, per volontà di non appartenere ad una logica commerciale e televisiva, eccetera. Solo a un telegatto, credo, abbracciando. Ma parlavo di 22 anni fa. E è venuto solamente da me al Senso della Vita, alla seconda edizione del Senso della Vita, è venuto e mi ha regalato un'intera puntata di un'ora, un'intervista fotografica di 1 ora e 40, credo è stata una delle cose più belle che mi sia mai potuto immaginare, che mi è capitata televisivamente parlando, dove non c'era solo il comico, c'era l'uomo di cultura, ed è stato un momento affascinante. Andò in onda per colpo di genio della dirigenza Mediaset all'1 di notte circa. C'era altissimo. Sì, ma in realtà sprecarono un'occasione meravigliosa, perché erano tempi di elezioni, quindi credo che temessero chissà quali sirventesi da parte di un uomo che non li avrebbe fatti, perché era lì una trasmissione che di politica non parlava, già che era una trasmissione trasversale. Con te potrei parlare di tante cose, anche se incontri nel dopo chiusura satellite, ora 23-20, ma diremo ancora. Scusa, ma perché satellite? Perché incombe su di noi. Sì, ma dannato il satellite. Ci guarda, ci controlla il grande fratello e il grande vecchio.
Ma che è via satellite questa cosa? Credo che sia su qualche sito internet, si sta controllando. 511 Sky. Salutiamo i 511. Salutiamo tutti gli amici di 511 Sky. Non sapevo. Vogliamo parlare di cinema. Se a 511 Sky piace. Tu hai fatto cose che ti fanno a cuore, vediamo, a volo latente naturalmente. Al cinema? Commedia sexy per esempio. Sì, l'unica cosa che ho fatto al cinema è stata commedia sexy perché Alessandro Dallardi mi ha chiesto di poter fare una cosa che è talmente coinvolgente Alessandro che alla fine ho accettato, ma poi perché a me piace molto il cinema, quindi mi è piaciuta l'idea di poterlo vedere una volta dalla sala macchina. A me non sono un attore, ho lavorato con un cast di attori formidabili, da Michele Placido a Sergio Rubini, Margherita Pui, eccetera, eccetera, ed erano veramente bravi. Il film hanno sostenuto loro, la sceneggiatura che ha scritto Alessandro. Io facevo un ruolo di un cialtrone, insomma, niente di trascendentale. Un politico. E vado anche un'altra cosa di doppiaggio, non trascurabile, perché tu hai doppiato Fiocco di Neve. Io ho fatto Fiocco di Neve. Era un gatto antipatichino. Sì, però diceva veramente 2 battute. Era Laurenti che faceva il socio. Era molto bravo. Ma diceva una battuta solamente, non mi ricordo. Io ho avuto la fortuna di doppiare, di fare la narrazione del documentario della Disney, l'ultimo Her. Quello mi è piaciuto da pazzi. È difficilissimo, perché uno non ci pensa, ma quando sono andato a fare questa cosa del doppiaggio di Her, quindi di documentaristica pura, io dico, bene, non è difficile, sono delle frasi normali, non è interpretativo. Quanti difetti di pronuncia ha uno andando a riascoltare? Per cui per parlare bene è stata una faticata terribile. Io pensavo di parlare bene, sì, magari con una certa cadenza romanesca, dico ci sta, però non pensavo di essere così inascoltabile a me stesso, invece facendolo in quel modo insomma, va bene. Poi hai fatto, per onorare la diapositiva, anche la radio, hai fatto una trasmissione importante. Le fate diverse, ne fate 3 o 4. Sì. Questa riguardava il tuo ultimo Sanremo. Abbiamo lanciato Sanremo con American Esenti, qui un BBC, un Santi Pine, un Suffragation Corporation. Poi la prossima foto è una foto apparentemente un po' statica, è la foto di tuo fratello. Questo era Affari Tuoi, questa è la trasmissione Affari Tuoi che ho fatto per 2 anni, mi sono divertito molto perché era un po' una commedia nel vero senso della parola, una trasmissione dove non succedeva niente. L'hai lanciata e valorizzata? Sì, l'abbiamo lanciata, non era così quando me la presentarono, l'ho cambiata un pochettino, mi sono divertito molto a farla perché è una trasmissione, ti ripeto, dove è molto difficile perché non succedeva niente. In realtà la trasmissione per il suo regolamento di gioco si sarebbe potuta esaurire in 3 minuti. Vogliamo vedere uno spezzone di questa trasmissione che ti creò anche qualche piccolo fastidio purtroppo a chi non volle capire, a chi non volle capire l'onestà del Pronto? Avanti, hai portato l'interlocutore bastardo a farle una proposta importante, se l'è giocata con perizia e con cura, è stato molto fortunato e questo è il meccanismo anche di questo gioco, ma adesso torna a casa felice sicuramente di 90.000 euro, ma con un rimpianto doloroso oppure con una festa. Zitti! Non brosianamente parlando, il signore è una scelta che ha fatto perché è una scelta importante, però ve l'avevo detto, sono diverse puntate che mannaggia la miseria, ci passiamo vicino per un pelo, 1 miliardo del vecchio Codia non era qui! Ti segui? Sì, era difficilissima questa trasmissione, però divertente proprio per questo, perché poteva accadere qualunque cosa, c'era un signore o una signora con la quale ti divertivi a vivere l'emozione di quel gioco che era di pura fortuna, non dovevi saper fare niente. Siamo quasi in retta d'arrivo, Ma quello che partirà tra poco, che sarà, scusa, faccio tanto la trippa, è proprio prego. È questo. Quali sono i programmi giusti? No, è questo qui, voglio fare un preserale, vediamo se funziona. Non è un format, ce lo siamo scritto da soli con Santucci, Stefano Santucci, Sergio Rubino e Marco Salvati, ed è un prodotto, è un programma, un gioco dove si può vincere parecchio, un preserale dove però credo che ci sia la possibilità soprattutto di divertirsi, cioè bisogna avere delle lacume per vincere, però bisogna divertirsi. Insomma, io non riesco a concepire i giochi come tali dove
c'è tutta sta tensione, ansia, angoscia, che pizza, cioè se gioco voglio stare sereno, voglio divertirmi anche nell'ansia che ti può dare il gioco, insomma mi voglio divertirmi, vorrei tornare a divertirmi così. Li hai citati, ma quando si fa qualcosa che assomiglia alla televisione o quando si parla di televisione non si può non pensare a Pippo Baudo e a Mai Buongiorno. Ecco i ritratti in questa foto comune. A Baudo vuoi bene? Sì. Ogni tanto devi accapigliare. Cioè, non possiamo accapigliarci, sennò la sua mi rimane in mano. Sì che ti voglio bene, ma poi è il nuovo che avanza, insomma ci stanno altre cose. Mi dicevi che una volta giovane apprendista televisivo. Ma poi è un professionista formidabile, Pippo, e Mike altrettanto, insomma Mike adesso non c'è più. Però Mike quando ti ha conosciuto ti ha, non dico snobbato, no, non sapeva bene chi eri. Ma Mike c'ha sta cosa che deve leggere tutto quello che gli danno, stava sempre così Mike. Allora, poi ti racconto questa cosa che era insomma un po' singolare, io facevo Bim Bum Bam e Mike faceva in quegli anni la ruota della fortuna e mi invitò come ospite di una della prima... Ragazzi, mi invitò a questa telepromozione di una carta di credito, c'ero io e altre due persone famose, molto famose, e lui passò in rassegna questi tre concorrenti che avrebbero giocato per presentare la carta di credito e fa, eccolo qua, è vero questo ragazzo qui, questo farà tanta strada, Paolo Bonomi. Dico no Mike, è Bonolis. No, qui c'è scritto Bonomi, lo saprò come il mio nome, vabbè, e allora Bonolis, guardate che mica mi sta a fare un favore, cioè, è il nome mio quello. Però Mike credo disse la cosa che più mi ha fatto ridere di tutte tra le gaffe televisive, la ricorderete? C'era un subacqueo che si chiamava Bottesini e Mike era a rischio tutto, io vedo la trasmissione con mamma e papà, e Mike chiese a Bottesini, che fu quello che poi fece bestemmiare Maiorca, esatto, chiese a Bottesini, lei cosa fa nella vita? E lui disse, io sono un subacqueo professionista. Ah, lei fa immersioni, anche io faccio le immersioni, ma io sono un sub normale. La cosa mi ha fatto ridere. Mi verrebbe da dire, a proposito di subnormali, ma è assurda sta roba. Dicono perché poi ci sono delle gatte sue che non sono vere, quella dell'indicare sull'uccello, queste cose qui della luna, ma questa del subnormale l'ho sentita io in televisione. Senti, questa tua straordinaria ricerca di personaggi che tu hai definito lombrosiani, ce n'è uno che mi ha colpito moltissimo in quest'ultimo periodo. Tu qualche mese fa capitasti, credo, da ospite alla Corriera e vediamo chi ti capitò di incontrare. Non si capiva che dicesse. Si chiama Giovanni Lettini, se non ricordo male, ecco, e tu lo guardavate come si guarda un venusiano. Che può essere... La tua espressione è tutto un romanzo. Ma questo non è il problema quando balla, tu non hai mezz'ora andato quando balla. Esatto, infatti di lì a poco, come tu un giorno dicesti io questi due li voglio, i fratelli Capone, beh, tu sei riuscito ad avere una trasmissione, mi sembra al senso della... È stato un consiglio di mia moglie che mi ha detto, ma tra le tante cose del senso, perché ogni tanto facciamo anche delle interviste un po' bizzarre, abbiamo intervistato Tapparella, che era famoso a Roma perché entrava nelle case alzando le tapparelle. No, fece ridere solo perché l'hanno arrestato un giorno, perché lui, il Tapparella, considerava sempre le vecchiette, aspettava, può sembrare cinico, però insomma, aspettava che morissero per poi, prima che i legittimi proprietari, figli eccetera, tenessero, lui entrava nella notte per razziare la casa. Invece ci fece questo racconto, fece molto ridere perché sbagliò Tapparella ed entrò a casa di un'altra che è vecchia, però era viva, che gli apparve nel buio tutta nuda davanti e lui si terrorizzò e chiamò lui la polizia.
ogni tanto si incrociano nel senso della vita, incrociamo anche Lettieri. Ecco, Lettieri, di cui vediamo questo breve, come si dice, contributo filmato, e sfido chiunque, come tentasti di fare tu, di capire che cosa stava dicendo. Questo è Giovanni Lettieri dalla provincia di Avellino, da quello che lei mi ha raccontato, da quello che mi ha raccontato Flavio anche. Lei disse che all'età di 50 anni non ha avuto ancora il piacere. Antonio, no, donne le tende. Donne le tendo, appunto, cioè non ha avuto ancora il piacere di unirsi carnalmente a una donna. Non le vuole lei o sono le femmine? Sono le femmine! Piano piano sto capendo quello che dice. Le femmine non vogliono lei. Si è domandato perché. Ho detto quello. Questo è difficile. Ho detto quello. Le femmine ho detto quello. Non le piacciono. Mi piace lei allora. Perché? Lei è un bell'uomo, un po' criptico però insomma, se l'è mai domandato, cioè, che cosa le dice? C'è stata qualche volta che lei si è avvicinato? Sì, anche no, non ho detto quello. Perché siamo domande dappertutto sono intorno a noi. Straordinario. Mentre prego la regia di preparare la diapositiva di Peter Pan, che ti farà fare una riflessione finale, prego voi, fondamentale, visto che siamo veramente in retta d'arrivo, di ricordare che questa è una serata benefica a favore dei bambini del Kimbondo. Avete trovato sulle vostre sedie una busta, se volete fare un'offerta lo potete fare tranquillamente all'uscita, altrimenti aderire a un SMS che è il 45504. Dato che Paolo Bonolis è venuto solo per amicizia e per affetto, siate riconoscenti nel rispetto di questa amicizia per il quale io non posso che ringraziare. Siate generosi. La sua nobile matita. Devo dire che è difficile dopo un trionfo di comicità come Paolo, poi una simpatia tale, però qualche difetto gliel'abbiamo trovato, soprattutto, innanzitutto mi ha colpito molto quella fotografia che abbiamo visto in cui giocava a pallone. Io l'ho riprodotta, vediamo se il mio qua Marco riesce a inquadrare. Eccola qua, la foto di Bonolis che gioca a pallone, l'ho intitolata, andiamo avanti, il senso del girovita. Grazie. Ma poi dopo, volendo trovare qualche critica su Bonolis, ecco qua, lui è nato con la TV dei ragazzi con One, ecco che adesso conduce le televendite, si fa chiamare One Amarchi, e poi dopo ha avuto questo grande successo con Peter Pan, che ha dato via un diluvio di programmi con bambini protagonisti. Che sono, allora questo Mino dice: ma tu sei bambino della TV, me lo fai un autografo? E il bambino: non so ancora scrivere. E questi poi diventano anche dei piccoli video. Ecco qua Bartoletti che ne intervista uno e dice: quanta nostalgia, ti ricordi quando cantavi le canzoni di Battisti? E il bambino: Bartoletti, ho 4 anni. Degli svantaggi, perché ecco qua uno che dice: tu bambino cosa vuoi fare da grande? L'attore, il cantante, il telespettatore. Ecco, grazie, il telespettatore dice questa. E a questo bambino chiede: e tu invece piccolino cosa vuoi fare da grande? E lui risponde: come si permette? Sono il ministro Brunetta. A causa di certi programmi, una volta la TV dei ragazzi era così e adesso è così. Grazie. Paolo, siamo arrivati a una riflessione finale, si è parlato molto di bambini, tu ami i bambini, tu ti riproduci con una certa facilità, oltretutto. Se alle tue spalle è un bambino meraviglioso, un bambino per sempre. Che cosa c'è ancora di bambino in te che ti consente comunque di essere l'uomo di successo
Salve, credo abbia sbagliato strada. Tempo, però sentiamo questa riflessione di Paolo. Su Peter Pan? Sì. Ma non sono il primo che se ne accorge, voglio dire, anche Pascoli parlava del fanciullino, insomma, tutti quanti noi portiamo dentro una parte della nostra infanzia che, se è stata nutrita a dovere, diventa adulto senza perdere quel senso della meraviglia che dovrebbe appartenere sempre al mondo dell'infanzia. La realtà è che oggi credo si chieda ai bambini di essere grandi prestissimo, di fare le stesse cose che fanno gli adulti il prima possibile, e gli si toglie una parte importante della loro vita, che è quella giusto appunto della meraviglia, della scoperta. Insomma, più uno riesce a essere a lungo bambino, più ha probabilità di diventare un adulto sul serio, se no rimarrà un adulto che da adulto farà il bambino, e quindi, perché non l'ho potuto fare prima, e quindi diventerà, credo, un pessimo adulto, quantomeno un adulto viziato. Noi, quando ci adoperiamo con i bambini in televisione, ci adoperiamo sempre con grande cautela. Credo che la televisione sia un veicolo di comunicazione talmente importante nella nostra quotidianità che non si può non permettere ai bambini di conoscerla anche dalla sala macchine. Però, ad esempio, Peter Pan è una trasmissione che noi facciamo un anno, 2, poi siamo fermi 7-8 anni per semmai riprenderla. Perché? Perché in quel lungo lasso di tempo cambia la generazione di bambini che hanno avuto accesso a quel genere di programma, e così non hai il bambino che partecipa recitando il bambino che presume l'adulto voglia vedere in televisione. Al bambino, quando togli la spontaneità e togli il senso della meraviglia, hai tolto tutto, lo trasformi in un automa assurdo. Leggevo oggi sul giornale di quella bambina di 10 anni fotografata sulla copertina di Vogue, già vestita da donna con i tacchi a spillo, con rossetto, eccetera. Ecco, insomma, credo che non ci si può poi aspettare granché quando diventeranno grandi, se non si permette di essere bambini. E permettere di essere loro bambini è parte anche del discorso che fa la signora Cisnetto, quando chiede a voi di partecipare ai bambini, che non mi ricordo dove, Kimbondo, cioè di permettere a loro di mantenere il senso della meraviglia, l'accessibilità ad una vita da scoprire. Però è giusto farlo questo, ma non dimentichiamo neanche che c'è un terzo mondo qui in Italia, che è il terzo mondo sul quale ci adoperiamo io e mia moglie, il dottor Berardinelli e alcuni altri medici, che c'è un'Italia che è uno stato sociale, si dipinge tale, è un'Italia nella quale paghiamo delle tasse altissime, ma che poi non ci ridà quello che uno stato sociale dovrebbe ridare. E finché non lo ridà su alcune cose banali, possiamo anche provare a combatterla democraticamente, ma quando toglie delle cose fondamentali come il diritto alla meraviglia dei bambini, il diritto alla salute delle persone, credo che ci sarebbe necessario alzare un po' di più la voce. Noi lo facciamo per cercare di togliere questa sacca da comportamento terzomondista in un paese che vanta di essere invece la settima potenza economica del mondo. Ecco, noi lo facciamo con un po' appesantente, ma insomma, quando si parla di bambini penso che tutti quanti noi che siamo non più tali abbiamo il dovere di farci carico del loro sorriso e della loro meraviglia. Tu, Paolo, questa sera ci hai dato tante lezioni. Per quanto mi riguarda mi hai dato una grande prova e lezione di intelligenza e di amicizia, intelligenza che è stata sicuramente recepita, perché anche il pubblico che era in piedi è rimasto in piedi e non avendo da sedersi però non ha abbandonato questa sala. Perché piove? Parlavi prima del bambino che c'è in noi, c'è un bambino in noi che ama fare la cosa più bella che facciamo da bambini, andare in bicicletta. Tu tante volte hai voluto la bicicletta e ci hai pedalato sopra. Ti dicevo che c'è il più grande costruttore mondiale di biciclette di Sala, che è Ernesto Colnago, che ti vuole fare questo piccolo omaggio con il quale domani andrai all'aeroporto di Venezia. Prego, Ernesto. Perché mi poi discesa. Grazie maestro. Ed è l'unica cosa che la sera che io posso regalare le bicicletta, così che almeno domani per sfogarsi può andare a Cortina in mezzo
Roma è impegnativa in bicicletta, sono 7 colli Roma. Sì, ha ragione. Allora, prendi la bicicletta. Grazie, gentilissimo. Pedala. Grazie Grazie a tutti per essere intervenuti. Grazie a te. Grazie. Anche a te. Grazie. È in carbonio. Parte in carbonio e parte in lega. Bellissima, grazie. Puoi fare tutto quello che vuoi, noi possiamo soltanto, caro Paolo, salutarti e ringraziarti di cuore. Paolo Bonoli.